Le vicende legate al giorno del ricordo illustrate anche ai giovani studenti della comunità italiana che vive in Istria. Chiusa la rotta balcanica, sono decine di migliaia i migranti bloccati in Grecia, le difficoltà del sistema di accoglienza. Sempre più stretta la collaborazione tra Serbia e Russia, ma a Belgrado c'è anche chi chiede l'entrata del paese nell'Unione Europea. Dai fermenti di fine Ottocento in Russia alla costituzione dell'Unione Sovietica, i cambiamenti nelle arti in una mostra a Gorizia. A Cracovia sono 1500 le persone che studiano la nostra lingua grazie ai corsi dell'Istituto Italiano di Cultura. Nel 2004 il Parlamento istituì la Giornata del Ricordo, un'occasione per commemorare gli avvenimenti successi prima, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale al confine orientale, in particolare le uccisioni delle foibe e l'esodo della maggioranza della popolazione italiana dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Le istituzioni della Repubblica Italiana comunque sostengono i connazionali rimasti in Slovenia e Croazia, una comunità rappresentata dall'Unione Italiana. Siamo circa 4.000 connazionali in Slovenia, 33.000 in Croazia, complessivamente quindi 37.000 suddivisi in 51 comunità degli italiani con molte scuole e istituzioni che si occupano della promozione della lingua, della cultura e dell'identità italiana. Le scuole della minoranza italiana in Croazia e Slovenia sono frequentate da più di 4.000 tra bambini degli asili, alunni delle elementari e studenti delle superiori. Nel nostro libro che cosa si dice? Che a Capodistria l'antico collegio dei nobili ospita il ginnasio Gian Rinaldo Carli e la scuola elementare Pietro Paolo Vergerio. I programmi scolastici della nostra scuola sono quelli che sono in vigore, sono stati approvati dal Ministero per l'istruzione sloveno. Poi ovviamente per le nostre scuole c'è il programma adattato, quindi con contenuti particolari per le nostre scuole. La lingua veicolare lì è l'italiano e quindi l'italiano è la lingua che domina tutte le materie. Programmi specifici anche per la storia, quindi storia generale, universale, storia regionale dell'Istria, storia degli sloveni e storia dell'Italia. Questi vostri scolari quindi che lingue imparano? Parlano l'italiano ovviamente come lingua principale e poi lo sloveno che lo apprendono nell'arco di tutti i 9 anni del percorso formativo. Prima lingua straniera è l'inglese, poi si studia anche lo spagnolo, il francese o a scelta anche il tedesco. L'impronta plurilingue ha indotto anche molte famiglie della provincia di Trieste a iscrivere i propri figli nelle scuole della minoranza italiana in Slovenia, tra queste anche la famiglia Alessandroni. È una scelta di qualità. Rispetto alla scuola italiana ci troviamo molto meglio, sono molti meno alunni nelle aule, e c'è un clima più familiare, diciamo così, più di prossimità. Avete avuto difficoltà burocratica a iscrivere? Assolutamente no, siamo in Europa. Le scuole italiane di Capodistria sono frequentate anche da molti stranieri. Il signor Alexander è russo. Zdaj bo znala rusko, slovensko, še italijansko. Ci dice che ha scelto di iscrivere la figlia nella scuola italiana per farle imparare una lingua in più, l'italiano appunto. A portare a Capodistria persone da ogni dove, soprattutto il porto. L'attività portuale è fiorente e crea un flusso di denaro interessante. L'Unione Italiana è impegnata a creare anche una struttura economica per la comunità, una garanzia di sopravvivenza per la minoranza. Investire molto su iniziative socio-economiche che consentano ai nostri connazionali di poter rimanere sul territorio e lavorare in lingua italiana. L'obiettivo è consolidare le tradizionali attività rurali con il terziario, creare una base economica e posti di lavoro per evitare che i giovani della comunità italiana dell'Istria decidano di emigrare nel mondo. L'emergenza profughi e migranti in Grecia è ancora lontana dall'essere affrontata e risolta. Decine di migliaia di stranieri, soprattutto siriani, afghani ed iracheni, restano bloccati sulle isole o nella capitale, dopo che per effetto dell'accordo tra Unione Europea e Turchia di fatto è stata chiusa la rotta balcanica. La maggior parte dei profughi vive nei campi gestiti dalle ONG, destinatarie dei fondi arrivati dall'Europa per la gestione dell'emergenza, fondi che stanno per esaurirsi, vista la durata limitata del progetto. Le strutture di accoglienza presenti nel paese sono insufficienti. Είχαν φτάσει στο 1 εκατομμύριο.
Dalle nostre frontiere è entrato quasi 1 milione di profughi. Attualmente nel nostro paese vivono più di 60.000 migranti, non tutti in situazioni idonee, anche perché, come noto, stiamo affrontando, cercando di superarla, una grave crisi economica. Gestire un numero così grande di persone è veramente difficile, ma non ci tiriamo indietro nel cercare soluzioni, sempre nel rispetto dei diritti umani. Non tutti i profughi sono andati nei centri di accoglienza, in tanti si sono dispersi sul territorio. C'è chi vive in strada o in alloggi di fortuna, chi ha trovato sistemazione in strutture occupate, come questa nel centro di Atene, nell'Hotel City Plaza, abbandonato dai proprietari che proprio in questi giorni lo reclamano. Vivono accanto ai collettivi autonomi dell'estrema sinistra, centinaia di migranti. Mi chiamo Ali e vengo da Kandahar, città dell'Afghanistan. Ho lasciato un paese in guerra per cercare pace qui in Grecia, vivere come un essere umano e pensare al mio futuro. Sto qui da 2 anni, ma poco è cambiato per i rifugiati. Ci sono senza tetto, migranti che lottano per avere una casa, un'educazione, un lavoro, una vita, tutto insomma, ma l'Europa fa poco o nulla per gli stranieri che qui vivono in una situazione disastrosa e fanno fatica a sopravvivere. Per i volontari che hanno sposato la causa dei migranti, la colpa non è solo del governo. Dopo l'inizio della cosiddetta crisi migratoria è iniziato il solito scarico di responsabilità fra Unione Europea e governo, con le ONG venute qui anche dall'Africa per utilizzare una montagna di fondi provenienti da Bruxelles. Ma il sistema di accoglienza messo su dalle ONG non ha guardato molto lontano. Chi è rimasto in Grecia non sa se proseguirà verso il nord Europa, intanto prova ad integrarsi. Sono arrivato dalla Turchia via Samos e sono in questa comunità per apprendere il greco, l'inglese e ogni altra lingua che potrò imparare per inserirmi bene in Europa. La speranza, come sempre, è quella di trovare un lavoro. Posso lavorare come receptionist, operatore al computer, traduttore, qualsiasi lavoro mi andrebbe bene purché nella legalità. Ma in Grecia è quasi impossibile trovare un lavoro e quindi vivere da cittadini regolari. In attesa di un'occupazione che chissà se e quando arriverà, il pensiero a chi sta peggio aiuta forse a sentirsi più integrati e in qualche modo un po' europei. Non riesco a non pensare a tutti quei migranti che dormono per strada, che non hanno una casa e che girano qua e là senza alcuna meta. Io sono stato bene accolto, ma ci sono tante persone che non hanno avuto la mia stessa fortuna. L'ultimo vertice in ordine di tempo lo scorso dicembre a Mosca. Il presidente serbo Aleksandar Vučić si è recato al Cremlino da Vladimir Putin per firmare un nuovo accordo sulle forniture di gas tra la Russia e la Serbia, perché stando ai nuovi accordi Belgrado potrà ora esportare e anche rivendere il gas russo. Il prossimo incontro tra i due leader è previsto tra qualche mese, l'appuntamento questa volta a Belgrado, l'occasione l'inaugurazione della sontuosa cattedrale di San Sava, la più grande chiesa ortodossa al mondo, a cui la Russia ha contribuito con un gigantesco mosaico. Il valore stimato dell'opera, 4 milioni di euro, 30 metri di diametro, pesa 40 tonnellate, proviene dall'atelier di uno dei più noti artisti moscoviti di icone, Nikolai Mukhin. Spettacolare, quasi un simbolo questo mosaico che splenderà nella cupola centrale a 70 metri d'altezza. Vuole essere la riprova tangibile delle forti affinità religiose e culturali. Entrambi i paesi sono cristiani ortodossi, in comune hanno l'alfabeto cirillico, ma anche la collaborazione in campo politico, militare, economico ed energetico. La Russia, come ci spiega Boško Jakšić, giornalista, già direttore del quotidiano Politica, una lunga carriera da corrispondente in giro per il mondo, ha saputo operare con grande intelligenza e in modo sofisticato. Sa malim ulaganjima dobija mnogo. Con il minimo investimento è riuscita ad ottenere il massimo risultato. Un esempio tangibile è il sostegno che ha da sempre proclamato contro l'indipendenza del Kosovo. Quasi in segno di gratitudine, la Gazprom è riuscita ad aggiudicarsi per pochi spiccioli un capitale, come quello della fornitura del gas. E poi il bombardamento della NATO del 99. Qui c'è chi non si stanca di ripetere che la Russia non ci ha mai bombardati.
Questo sulla gente continua ad avere un forte impatto. To je taj neki emotivna karakteristika ruskog utjecaja. Jelena Milic, politologa e direttrice del Centro per gli Studi Euroatlantici, ormai da 10 anni segue e analizza le tendenze delle democrazie occidentali e promuove l'adesione piena della Serbia nell'Unione Europea e nella NATO. Ti odnosi kroz istoriju nikad nisu bili... I rapporti tra la Russia e la Serbia in realtà non sono mai stati importanti come qualcuno cerca di farci credere. Questa tradizione della quale parlano non trova alcun supporto storico. Anche il legame culturale è relativo, perché se andiamo a vedere sugli scaffali di una qualsiasi libreria, qui in città troviamo tantissimi libri di autori di tutto il mondo, ma tra questi pochissimi titoli russi. La nostra è quasi una dipendenza. Ogni qualvolta arriva un ospite russo va a finire che inauguriamo statue dedicate ai loro zar o intitoliamo loro delle vie, delle strade senza alcuna consistenza storica o urbanistica. Nei giorni in cui l'Unione Europea insiste sull'allargamento come prospettiva realistica e cerca di ridisegnare i suoi confini ponendo proprio la Serbia e il Montenegro in prima linea, diventa curioso anche un dato del centro Ipsos di Belgrado diretto da un esperto dell'intero est europeo come Srđan Bogosavljević, secondo il quale più della metà dei serbi si sente più vicina a Mosca che a Bruxelles. To je jedan paradoks. Questo è il paradosso, perché la gente non è coerente. Da un lato dice di volersi alleare con la Russia, è convinta che Mosca investa tantissimo in Serbia. Dall'altro, se alle stesse persone chiediamo dove manderebbero i loro figli a studiare o dove vorrebbero trovare un impiego e poi anche dove vorrebbero andare a fare shopping, rispondono sempre in Europa. E in questo senso mi sento di dover dire un grande spasiba, un grande grazie alla Russia per il suo interesse per quest'area. Se così non fosse stato, probabilmente l'Europa non avrebbe mai avuto la determinazione con la quale ultimamente cerca di farci entrare nell'Unione. A Fasana, alle porte di Pola, in Istria, è stato scoperto un monumento in onore di Mate Parlov, una delle leggende del pugilato jugoslavo e croato. Parlov è stato campione olimpico dei mediomassimi a Monaco nel 1972, campione europeo nel 71 e nel 73 e campione mondiale nel 74. Come professionista fu campione europeo nel 76 e campione mondiale 2 anni dopo. Parlov è stato il primo pugile di un paese socialista a conquistare un titolo da professionista. Una fragorosa esplosione che scuote il mondo culturale russo, una straordinaria testimonianza del fermento nelle arti, iniziato a fine Ottocento e concluso nel 1922, anno di costituzione dell'Unione Sovietica. Sono i tratti salienti della mostra allestita a Gorizia dal titolo La rivoluzione russa, l'arte da Diaghilev all'astrattismo. A Palazzo Attems sono esposte alcune tra le opere più significative provenienti da celebri musei russi per comprendere questo importante percorso storico. La rassegna, curata da Silvia Burini e Giuseppe Barbieri, docenti all'Università Ca' Foscari di Venezia, si articola in 6 sezioni organizzate in modo cronologico, ciascuna corrispondente a una data che ha determinato una svolta culturale, ma non solo. Si comincia dal 1898, anno di fondazione di un sodalizio di artisti denominato Il Mondo dell'Arte, in cui l'inventore dei balletti russi, Sergei Diaghilev, stampa una rivista che condanna ogni forma di isolazionismo e propugna la diffusione della cultura russa in Europa. Non si tratta solo di una rivoluzione che sarà appunto quella della pittura astratta, ma si tratta di più momenti esplosivi che cominciano sicuramente con i simbolisti russi, quindi con questi artisti legati a questa grandissima figura di Diaghilev che cominciano a portare l'arte russa in Europa. Altre date che scandiscono il percorso espositivo verso la rivoluzione russa, con le novità nell'arte, nella musica, nel teatro, nel balletto e nella poesia, sono il 1905, l'anno della Domenica di Sangue, in cui alcuni simbolisti hanno un ruolo importante nell'indirizzare il futuro corso della pittura russa. Il 1910 è l'anno della prima mostra del Fante di quadri, con opere dalla forte connotazione folcloristica nazionale e dell'arte primitiva.
Il 1913 segna la contaminazione della cultura occidentale e vede anche la presenza di molte artiste. Si arriva quindi al 1917, l'anno della rivoluzione russa, della radicale trasformazione del paese, della rottura con il passato, mentre nel corso del 22 prende corpo il costruttivismo con la liberazione degli artisti dalle barriere presenti nel tradizionale contesto. L'idea incredibile dell'avanguardia sarà quella proprio di una trasfigurazione totale. Questi artisti saranno all'inizio i fautori della rivoluzione. Parliamo per esempio anche di Kandinsky, ma di Malevich, di Majakovsky, che all'inizio sono sicuramente all'interno di questa macchina anche di propaganda. La cosa che facciamo fatica a capire in Occidente è perché questi stessi artisti, dopo pochi decenni, diventano invece gli oppositori da un certo punto di vista. È il passaggio degli anni '20, quando da un pluralismo anche di situazioni, di gruppi e di arte tutto sommato libera, si passerà nel 1932 al dogma del realismo socialista. Quindi questi artisti alla fine capiscono a un certo punto, il suicidio di Majakovsky nel 1930, che il progetto loro rivoluzionario non è lo stesso progetto della rivoluzione politica. Nella parte iniziale del percorso espositivo sono state utilizzate innovative tecniche multimediali che consentono ai visitatori di intraprendere un viaggio nello spazio e nel tempo. Le nuove tecnologie ci aiutano nel ricostruire un contesto visivo che è risultato prima di tutto decisivo per gli artisti che hanno costruito quelle opere, e quindi mostrare la storia culturale, fare sentire la musica del tempo, il rumore del tempo, come dice Mandelstam in una sua prosa. È stato l'obiettivo che noi abbiamo cercato di attuare in questa mostra, cercando di essere molto spettacolari in questo grande video che scorre all'inizio del percorso e cercando di essere molto didattici a metà del percorso, quando nella parte posteriore di questa grande parete il visitatore può trovare dei touch scroll in cui può raccogliere tutta una serie di informazioni. La mostra, organizzata dall'Ente per il Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Centro Studi sulle Arti della Russia, rimarrà aperta fino al 25 marzo. La testa sul testo, silenzio, attenzione. Ci sono esercizi da completare e occorre pensarci prima di rispondere. Intanto bisogna notare questo: i polacchi che studiano l'italiano imparano presto e bene. Grande ambizione sicuramente, i polacchi insegno da vari anni in Polonia e li ho sempre visti molto ambiziosi, quindi con il desiderio di voler imparare, e forse anche questo aiuta. Ambizione più un altro fattore decisivo: l'amore per la lingua e la cultura italiana. Se pensiamo alla storia, alla cultura, ai paesaggi, a tutto quello che ci attira, a tutto quello che ci affascina qua in Polonia, pensiamo all'Italia. Se si parla la lingua del popolo è più facile trovare le cose che normalmente non si trovano. A me personalmente piace la lingua, ma anche la mia sorella che vive in Italia da qualche anno, si è sposata con un italiano, per questo ci vado spesso. Siamo all'Istituto Italiano di Cultura a Cracovia, Polonia. Circa 1200 persone, giovanissime e adulte, frequentano i corsi di lingua che organizza. Le tracce della cultura italiana in città sono antiche. Il castello di Wawel, ad esempio, fu ampliato in epoca rinascimentale dalla squadra di architetti diretta da Bartolomeo Berrecci. Leonardo è qui, con la sua Dama dell'Ermellino, annuncia la gigantografia sulla facciata del Museo Nazionale. E poi ci sono 2 licei in città dove si insegna l'italiano come lingua straniera. Punto di riferimento più importante per chi segue l'Italia, però, resta l'Istituto Italiano di Cultura. Dedichiamo molto anche alle manifestazioni culturali che riguardano i vari campi della cultura, dal teatro, dalla musica, alla presentazione di libri e alla cinematografia contemporanea, chiaramente. Molto frequentata è una volta al mese la cosiddetta Notte Italiana. Riguarda la presentazione di un territorio con rappresentanti istituzionali che vengono dall'Italia insieme ad imprenditori che presentano anche i loro prodotti, hanno delle ricadute di carattere anche commerciale e imprenditoriale in Polonia perché prendono contatti. Cultura, ma anche scambi e affari con la presenza di tutto il sistema Italia in Polonia, ambasciata, consolato onorario, Camera di Commercio.
Alla serata dedicata alla Basilicata non poteva mancare un ospite di assoluto riguardo. Si chiama Wojciech Nawrocki, ha 92 anni e da giovane soldato partecipò con le truppe alleate alla liberazione dell'Italia, combattendo tra l'altro a Monte Cassino. Poi si fermò a studiare proprio in Basilicata. E in Matera sono stato un anno, una città bellissima, veramente piena dei monumenti d'arte, e io la ricordo e poi con la gente meravigliosa. Non mancano dopo l'incontro prodotti della Basilicata da assaggiare, con un posto d'onore per l'Aglianico, grande cultura anche questa.